In Romania un capitalismo rapace come in Amazzonia sta distruggendo le foreste del paese. A Pristina il nuovo premier Kurti alle prese con le attività diplomatiche statunitensi per raggiungere un accordo tra il Kosovo e la Serbia. Aspettando la messa di Papa Bergoglio, Bari per alcuni giorni è stata al centro delle religioni del Mediterraneo. La comunità ebraica in Ungheria ha le speranze e le preoccupazioni al tempo del sovranismo di Viktor Orban. Ivana la Terribile, un film autobiografico di Ivana Mladenovic girato sul Danubio che racconta una donna sull'orlo di una crisi di nervi. Con le sue sconfinate foreste ancora vergini, la Romania è l'Amazzonia d'Europa e come in Brasile, anche qui le lobby transnazionali che utilizzano il legno per produrre mobili, parquet e pellet stanno devastando giorno per giorno un patrimonio naturalistico dal valore inestimabile. Per ogni taglio autorizzato ve ne sono tanti altri illegali. Ad alterare cifre e documenti ci pensano amministratori corrotti, l'ultimo anello di un traffico spesso gestito dal crimine organizzato. Guardie forestali che hanno scoperto e denunciato sono state uccise, 2 prima di Natale. Altri rangers sono stati pestati a sangue, intimiditi, minacciati. Contro il disboscamento selvaggio è nato in Romania un movimento di associazioni che sta cercando di portare la battaglia oltre i confini nazionali. Abbiamo incontrato sulle montagne di Brasov in Transilvania gli attivisti di Greenpeace in ritiro tra i boschi per pianificare le prossime mobilitazioni. Ultimii ani vorbim de 20 de milioane de metri cub de lemn tăiați ilegal. In Romania vengono tagliati ogni anno in modo illegale 20 milioni di metri cubi di foreste. Questo scempio deve essere fermato e l'Europa deve partecipare a una battaglia che riguarda tutti, visti gli effetti devastanti di questa deforestazione selvaggia sui cambiamenti climatici in Romania e nell'intero continente. 10 octombrie, chiar anul trecut, am organizat un marș. Il 10 ottobre abbiamo fatto una marcia coinvolgendo 6.000 persone solo a Bucarest, 10.000 in tutta Europa, per denunciare quanto sta accadendo in Romania. Anche Leonardo DiCaprio ne ha parlato sulla sua pagina Instagram. Abbiamo fatto questo per ricordare che le nostre foreste sono il polmone d'Europa e vanno tutelate nell'interesse di tutti. Armi alle guardie forestali ed uso della tecnologia, tra cui droni e satelliti. Per fermare lo scempio, dopo anni di complici silenzi e colpevoli sottovalutazioni, il governo rumeno, sempre che sopravviva alla crisi politica di questi giorni, sta per adottare provvedimenti drastici e impopolari, considerati i tanti piccoli proprietari terrieri che dopo la caduta del regime di Ceausescu hanno riottenuto i terreni con tanto di diritti sulle foreste, arricchendosi con il legno venduto. Per loro tornare indietro non sarà facile. Să trecem de la vânzarea masei lemnoase pe picioare estimată. Vogliamo innanzitutto procedere stilando un rapporto preciso tra il numero di alberi che possono essere tagliati e quelli che effettivamente vengono abbattuti. Il nostro programma prevede anche l'utilizzo di mappe satellitari e GPS per tracciare in tempo reale il percorso dei mezzi che trasportano il legno tagliato. Laddove riscontrassimo anomalie, avremmo così la possibilità di far intervenire tempestivamente i nostri agenti e di bloccare ogni traffico illecito. Un sistem sumal integrat. Dove non arriva il pubblico ci pensa il privato. Per difendere le foreste dei Carpazi è nata anche una fondazione che grazie a finanziamenti e sovvenzioni varie si è posta degli obiettivi precisi. Cumpărate și Abbiamo cercato di comprare tutti quei terreni, specie in prossimità delle aree protette e dei parchi naturali, su cui avevano messo gli occhi gli speculatori e i trafficanti di legname. Loro li avrebbero comprati per tagliare abusivamente e far soldi. Noi abbiamo investito denaro per far sì che i boschi si conservassero intatti. Fino ad oggi, grazie all'impegno della Fondazione, abbiamo acquistato e restituito al patrimonio naturalistico del paese 20.000 ettari di terra. Il tempo stringe. E se la corsa dei trafficanti di oro verde non sembra rallentare, si fa ogni giorno più grave la minaccia per il clima dell'Europa intera.
Il Kosovo ha un nuovo primo ministro. A inizio febbraio il Parlamento di Pristina ha eletto Albin Kurti, leader di Vetevendossi e Autodeterminazione, movimento nazionalista di sinistra che ha formato un governo insieme ai conservatori della Lega Democratica del Kosovo. L'esecutivo Kurti è nato 4 mesi dopo le elezioni parlamentari, grazie soprattutto a una decisa pressione della diplomazia degli Stati Uniti. Il nuovo premier Kurti al Kosovo dovrebbe portare stabilità e anche alla regione balcanica. Egli ha basato il suo programma praticamente sulla lotta alla corruzione, la lotta alla mafia, la lotta contro il radicalismo e anche a un nuovo tipo di approccio nei confronti della Serbia. Qualora tutto ciò gli riuscisse, ovviamente il progetto è di stabilità a lungo termine. Kurti, 44 anni, per molti kosovari è un simbolo della lotta contro la corruzione. Nel 1997, a soli 22 anni, fu uno dei protagonisti delle proteste studentesche di Pristina contro il regime di Slobodan Milošević. Nel 1999, durante l'intervento della NATO, fu arrestato dalla polizia serba e liberato solo dopo la caduta di Milošević nel 2001. Nel 2005 ha fondato il movimento Vetevendossi e con l'obiettivo dichiarato di riunire il Kosovo all'Albania, un obiettivo a cui ora sembra aver rinunciato. Come tutti i profili ideologici cambia nel momento in cui arrivi al governo e al potere. Egli è ovviamente un uomo di sinistra che ha lottato durante il periodo della Jugoslavia, è stato arrestato da Milošević e ha basato tutto il suo cammino politico praticamente su idee di sinistra, di nazionalizzazione dell'economia e di lotta nazionale. Ora, arrivato al potere, si vedono già i primi effetti ovviamente di influsso estero, dove egli ha cominciato a cambiare il proprio approccio nazionale e internazionale. L'influsso internazionale è americano. I diplomatici di Trump vogliono risolvere la questione Kosovo con un accordo tra Pristina e Belgrado. Trump ha nominato Matthew Palmer suo rappresentante speciale per i Balcani, mentre all'ambasciatore in Germania Richard Grenell è stato affidato il ruolo di mediatore tra il Kosovo e la Serbia. Il punto sul quale gli Stati Uniti d'America non hanno voluto mollare e hanno fatto cambiare radicalmente gli approcci internazionali di Kurti. Infatti egli non parla più di grande Albania. L'ambasciatore Grenell ha subito ottenuto risultati, prima imponendo di fatto il ripristino di un collegamento aereo tra Belgrado e Pristina, poi alla presenza dei presidenti Vučić e Tači è stato firmato un accordo per la costruzione di autostrade e ferrovie, linee e stazioni abbandonate da decenni. Gli americani spingono per trattative dirette tra serbi e kosovari e, a differenza degli europei, non escludono che per raggiungere un accordo ci saranno scambi di territori. È molto facile immaginare che il punto di partenza sarà l'accordo vecchio tra Tači e Vučić, quello di 2 anni fa, firmato da Angela Merkel e dalla Germania, cioè un minimo scambio territoriale tra i due paesi, un sostegno finanziario da parte delle due capitali a favore delle proprie minoranze e una forte richiesta di gestione di sicurezza delle minoranze reciproche, ovviamente dei serbi in Kosovo e dei kosovari, ovvero albanesi, nella parte rimanente della Serbia. In questo contesto, in modo informale, gli statunitensi avrebbero già sondato la disponibilità di Germania, Canada e Australia a ricevere 100.000 immigrati serbi e albanesi sfollati dai territori oggetto dell'accordo diplomatico. La guerra in Donbass non si placa. Nei giorni scorsi l'esercito ucraino e le milizie filorusse delle repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk si sono scontrate nei pressi del villaggio di Zolote. Nei combattimenti sarebbe morto almeno un soldato ucraino, perdite anche tra i soldati filorussi. I separatisti filorussi hanno accusato l'Ucraina di avere colpito con l'artiglieria centri abitati. Il presidente ucraino Zelensky ha definito l'accaduto una provocazione da parte dei ribelli, ma ha aggiunto che continuerà a cercare un accordo per garantire la pace alla regione. I conflitti del Mediterraneo rilanciano la necessità di una rete tra le comunità religiose dell'area. Di questo hanno discusso a Bari i vescovi dei paesi affacciati sul Mare Nostrum. Le religioni, è ovvio, muovono passioni, muovono energie che difficilmente
altre entità muovono, ma queste energie vanno canalizzate davvero bene e soprattutto si deve evitare che vengano strumentalizzate, come ben sappiamo. Dai Balcani al Medio Oriente i cattolici sono spesso minoranza, ma al tempo stesso sono un punto di riferimento per la popolazione grazie alla loro rete di scuole e ospedali aperti a tutti. Devo dire di nuovo che la Chiesa d'Italia era vicino durante la guerra con il popolo, non solo con i cattolici in Bosnia e Herzegovina, e anche dopo la guerra, anche oggi. Noi siamo veramente molto grati e questa vicinanza era visibile non solo dalla parte dei vescovi o sacerdoti, ma anche di molti fedeli che hanno visitato, che hanno aiutato, che hanno visitato in un modo per essere vicini. Secondo le Nazioni Unite, solo negli ultimi 3 mesi di conflitto quasi 1 milione di persone hanno abbandonato le loro case nell'area di Idlib, nella Siria nord-occidentale. Flussi migratori che, puntando verso l'Europa del nord, investiranno anche i Balcani. Emergenze epocali che rilanciano la necessità di una rete tra le comunità. Il cattolicesimo credo che oggi nel Mediterraneo voglia parlare in maniera più, non dico uniforme, ma unitaria, non per chiudersi, ma per costituire, direi, un molo solido tra i flutti in cui tante altre barche possono attraccare con sicurezza. Politica non ne conosco, però dico, la politica sempre aiuta. Se veramente, diciamo, non debbono sentire soltanto gli altri, che sentino la gente del paese stesso, allora a quel momento capiranno quello che la gente soffre. Quando il vento nazionalista soffia sui conflitti, le identità diventano un tema importante. Nel mondo balcanico, da quello che sento anche dai miei confratelli, all'inizio hanno subito molto. Sono state anche vittime di nazionalismi, appartenenza, troppo stretta identificazione tra comunità religiosa e appartenenza nazionalistica. In altri posti come il Medio Oriente sono molto attivi, influenzano molto invece la diplomazia, tentando evidentemente di favorire le mediazioni. Prendere posizione per i cattolici significa sposare la causa delle popolazioni civili, quelle che pagano il prezzo più alto delle guerre. Si parla di embargo contro il governo, ma che fa il governo? La gente è veramente quella che soffre. Pace è una cosa molto preziosa, questa è una cosa normale quando c'è la pace, ma quando è la guerra si sente come grande dono è il pace. E noi sappiamo che abbiamo sopravvissuto che cosa è questo. Alla scuola ebraica pubblica Scheiber di Budapest le cose vanno a gonfie vele. Iscrizioni e attività indicano un buono stato di salute della comunità, in gran parte sfuggita alla tragedia dell'Olocausto. È una nuova primavera quella degli ebrei di Budapest, ci racconta uno dei rabbini delle 20 sinagoghe della capitale ungherese, Zoltán Radnóti. Per la prima volta dalla Shoah a oggi, infatti, genitori e nonni non nascondono più le radici religiose della famiglia, come è avvenuto per decenni. Una forma di protezione, la chiama il rabbino, che spesso si ritrova a celebrare un funerale dove i nipoti scoprono le proprie origini solo con la morte dei nonni. Il XX secolo ha lasciato un'intera generazione traumatizzata e per questo la comunità ha protetto i propri figli che adesso stanno tornando. Oggi come oggi siamo in grado di dare un'istruzione religiosa dall'asilo fino all'università. Ci sono anche case di riposo e ospedali. Il successo della scuola è dovuto anche a questo clima positivo che respirano gli ebrei di Budapest, spiega il rabbino. Tutti possono iscriversi alla scuola ebraica, che in ogni caso è d'aiuto per quei genitori che hanno difficoltà a trovare un'identità definita. Grazie ai bambini anche i genitori tornano alle loro radici. Un'impressione che la preside Bernadette Kovacs ci conferma. Quando frequentavo questa stessa scuola, eravamo noi alunni a portare l'ebraismo a casa, ai genitori che nascondevano le proprie radici. Invece oggi i genitori vengono loro a scuola volentieri per riscoprire la religione. Qui nell'istituto ci si riunisce per celebrare insieme lo Shabbat.
Gli episodi di antisemitismo sono rari, ma per contrastarli lo Stato mette a disposizione un numero verde da chiamare per denunciare qualsiasi atto discriminatorio. Gli alunni della scuola imparano a metterlo in rubrica sin da piccoli. La vitalità della comunità ebraica, composta da quasi 100.000 persone in Ungheria, è testimoniata anche dal ricercatore Michele Migliori, che studia passato e presente del giudaismo magiaro. Budapest è una città la cui vita ebraica è assolutamente in uno stato di rivitalizzazione, quindi è una città nella quale gli ebrei in tutte e tre le organizzazioni ebraiche organizzano eventi culturali aperti a tutta la popolazione, sono comunità giovani in cui i giovani stanno riscoprendo la loro affiliazione religiosa. Il rapporto tra la comunità ebraica principale e il governo Orban non è idilliaco. Il primo ministro preferisce come interlocutore gli Shabbat Lubavitch, un gruppo ultraortodosso approdato nel paese recentemente, minoritario e più conservatore rispetto alla maggioranza riunita nell'associazione Majlis, il cui presidente András Heister è stato ritratto da un giornale filogovernativo circondato da banconote. Richiama un antico stereotipo razzista che non è piaciuto nemmeno all'ambasciata israeliana a Budapest, nonostante gli ottimi rapporti personali e politici tra Netanyahu e Orban, che tiene particolarmente all'immagine di nemico dell'antisemitismo e alleato di Israele. No, in realtà non è così terribile, è solo che lotta da sola contro tutti e allora è impaurita, ha paura e per questo finisce per far paura agli altri, tanto che la definiscono terribile. L'ispirazione per il suo secondo lungometraggio, la regista serba Ivana Mladenovic l'ha cercata il più vicino possibile, talmente vicino che ha finito per parlare di se stessa. E infatti il titolo, Ivana la Terribile, Ivana Grozna, si riferisce proprio a lei, attrice e regista, già studente di diritto all'Università di Belgrado, che di colpo decide di voler cambiare rotta. Si trasferisce a Bucarest, in Romania, e si laurea in una delle migliori scuole di cinema in Europa. L'ultima opera della 35enne regista serba, premiata in agosto a Locarno e presentata in anteprima italiana al Trieste Film Festival, inizia proprio con il viaggio in treno della protagonista Ivana, che dalla Romania ritorna a casa per trascorrere le vacanze estive assieme alla famiglia. La ragazza vive ormai nella capitale, Bucarest, e il ritorno nella natia Kladovo, piccola cittadina sulla riva serba del Danubio, giusto al confine con la Romania, rappresenta uno shock. Ad ogni ritorno a casa la protagonista si vede scaraventata in una realtà molto più piccola rispetto a quella dove ha scelto di vivere. Ma a Kladovo la ragazza è cresciuta ed è stata educata. Ecco, il film è un po' la lotta tra le due Ivane, la Ivana del passato e della sua infanzia e quella di oggi, del presente. La regista Mladenovic nel film, che è un po' un documentario e un po' una storia di finzione, ha coinvolto la nonna, i genitori, il fratello, amici ed ex fidanzati a interpretare se stessi. Il risultato è la versione sceneggiata della storia di una donna sull'orlo di una crisi di nervi che per riprendersi ritorna a casa e di fatto peggiora la situazione, ma spera che proprio ripartendo dal via dalla sua famiglia riesca a riprendere in mano anche la vita. Credo sia un po' il destino di chi sceglie di trasferirsi all'estero. Sono dinamiche familiari molto particolari. Alla figlia che è partita viene quasi rinfacciato di essersene andata. Lei si sente in colpa e appena può torna a casa perché vuole dimostrare tutto l'affetto e l'amore per la famiglia. Il film è coprodotto dalla Serbia e dalla Romania. I dialoghi sono in entrambe le lingue, che rispecchiano anche le due culture cinematografiche della regista, in particolare la scuola dei registi romeni come Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu e Cristian Mungiu, che negli ultimi 15 anni si sono fatti apprezzare a livello mondiale. Non credo sia una questione di scuola, ma di un gruppo di persone che hanno saputo lavorare in gruppo. Spero che ciò un giorno possa succedere anche in Serbia, perché se si uniscono le forze ci sono molte più possibilità di raggiungere il successo. Mislim da kad se drže zajedno onda imaju veće šanse. Mislim da se to desilo u Rumuniji.